mondo. Il paese vicentino di Trissino sotto shock per la morte a soli 12 anni di Martina Balzarin, la giovane stella del pattinaggio uccisa da un malore improvviso. Aveva solo 5 giorni di vita la neonata trovata morta nei rifiuti a Musile di Piave. Si attende l'autopsia sul corpicino per far emergere nuovi elementi. Gli investigatori cercano di tracciare un identikit della madre. Maltempo, stato di attenzione fino a domani mattina nella Marca, monitoraggio costante dei fiumi dopo gli allagamenti e torna l'acqua alta a Venezia. Sciopero dei medici domani, il primo dei 2 giorni di serrata degli ambulatori. Il comitato diritti del malato attacca, scaricano il problema sugli utenti, sarà un pesante disagio, il nostro sondaggio. Aggredito, chiuso in un garage, rapinato, paura a Carbonera nel Trevigiano, vittima un residente che si è trovato a tu per tu con i banditi. Doppia operazione antidroga nel Padovano, la polizia sequestra 60 kg di eroina, 2 persone arrestate, la Guardia di Finanza stronca un traffico di hashish dal Marocco. Orge in canonica al setaccio da parte dei periti, PC e tablet di Don Andrea Contini, prete padovano sospeso ad divinis per lo scandalo scoppiato nella parrocchia di San Lazzaro. Ieri sera al Teatro Accademia di Conegliano la 23esima edizione del premio Civilitas, sul palco tra i premiati anche Alex Del Piero per il suo impegno nelle attività benefiche. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre con un paese del Vicentino, Trissino, in lutto e sotto shock per la morte a soli 12 anni di Martina Balzarin, una giovane promessa del pattinaggio. La 12enne aveva accusato un malore, ricoverata poi in ospedale, è morta dopo qualche giorno. Il mondo dello sport locale in lutto per la morte improvvisa di una giovane promessa del pattinaggio, Martina Balzarin, 12 anni, giovane pattinatrice della New Age di Trissino. Si è spenta in un letto di ospedale al San Bortolo. La ragazzina aveva accusato dapprima un malore, poi il ricovero in ospedale dove è rimasta qualche tempo prima che la morte se la portasse via, lasciando nel dolore mamma Matilda, papà Giampaolo e il fratello. Dolore al quale partecipa tutto il paese e si associa anche la società di pattinaggio che ha dedicato alla ragazzina un toccante saluto. Una passione, quella del pattinaggio artistico, iniziata a soli 4 anni, che oggi a 12 anni l'aveva portata ad essere nella categoria esordienti. Una carriera purtroppo stroncata da un malore fatale. Alle 19:30 si terrà nella chiesa di Santa Maria Immacolata dei Giuseppini del Murialdo la recita del Rosario e domani invece alle 15 sarà celebrato il funerale. Da una tragedia a un'altra, una tragedia con il giallo, quello di Musile di Piave, la terribile storia della neonata trovata morta tra i rifiuti vicino a un'azienda di trattamento dei rifiuti. Le indagini che proseguono serrate da parte dei carabinieri per tracciare anche un identikit della donna, della madre che ha abbandonato la bimba. È ancora difficile per gli investigatori poter delineare l'identikit della donna che ha messo al mondo la bimba trovata cadavere sabato pomeriggio tra gli scarti di vetro di una ditta di rifiuti a Musile di Piave da uno degli addetti. Da un primo esame medico, cui seguirà quello autoptico, è emerso che la bimba aveva 5 giorni. La donna che l'ha messa al mondo può aver pensato che fosse nata morta, forse l'ha anche tenuta a casa per un po'. La piccola non è nemmeno stata avvolta in una copertina, ma riposta senza pietà in un sacchetto di plastica dove è stata rinchiusa completamente nuda, col cordone ombelicale reciso in modo artigianale. Al momento si indaga per soppressione di cadavere. Fondamentale capire da dove sia arrivato, da un comune della provincia di Udine o di Bologna, forse anche da Lucca, in tutto una trentina di paesi. Il dipendente dell'azienda che ha trovato il cadavere in un primo momento aveva addirittura pensato si trattasse di una vecchia bambola. Quando si è reso conto che non era così, lo shock per lui è stato talmente forte che è stato necessario il supporto di uno psicologo. I carabinieri rinnovano l'appello a telefonare al 112 a quanti siano in grado di fornire qualsiasi indizio utile alle indagini.
E adesso parliamo del maltempo, perché dopo che la Regione ha lanciato chiesto lo stato di crisi, soprattutto per quanto accaduto, per gli allagamenti e i disagi nella Marca trevigiana, sappiamo che lo stato di attenzione è stato prolungato fino alle 8 di domani mattina e quindi c'è fiato sospeso, monitoraggio costante, soprattutto per il livello dei fiumi in sinistra Piave. Intanto c'è l'acqua alta che ritorna a Venezia. Per fare un quadro della situazione di questo momento ci colleghiamo allora con la nostra Lina Paronetto. Lina. Buongiorno, dopo gli allagamenti dunque di domenica sera e i disagi legati al maltempo nel Trevigiano, l'area più colpita, lo ricordiamo in Veneto, dalle forti piogge, sta lentamente tornando alla normalità, anche se continua a piovere e le previsioni annunciano una tregua solamente a partire da stasera. Particolarmente colpita, lo ricordiamo, la sinistra Piave. In totale sono stati una 60 domenica notte gli interventi dei vigili del fuoco e una 30 quelli nella giornata di ieri. A San Vendemiano sott'acqua è finito anche il garage dell'abitazione del governatore Luca Zaia e proprio Zaia ha annunciato che chiederà per le aree più colpite lo stato di crisi. Permane fino a domani mattina invece l'allerta emanata dalla Protezione Civile regionale, ma al momento non si registrano nuove chiamate al 115. La situazione naturalmente viene costantemente monitorata dalla montagna al mare. Neve a Cortina, mareggiate sul litorale, in particolare nella zona di Jesolo, dove hanno eroso le spiagge. A Venezia invece le previsioni per le 12:15 di oggi annunciavano una marea molto sostenuta. Il centro previsioni maree del comune ha previsto una punta massima di 115 cm con un possibile sovralzo a pioggia di 10 cm. A Venezia quindi una nuova giornata di acqua alta, 115 cm significano l'allagamento del 20% della città. Per ora è tutto e vi restituisco la linea. Grazie a Lina Paronetto per questo aggiornamento. E al maltempo è legato anche l'incidente, il tamponamento avvenuto questa mattina sull'autostrada del Brennero, sulla carreggiata nord nel territorio del comune di Verona. L'autista di un furgone è rimasto intrappolato tra le lamiere e per estrarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco accorsi con 2 automezzi, tra cui un autogru. L'uomo poi è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento. L'incidente e l'operazione di soccorso hanno provocato ovviamente la chiusura della carreggiata in direzione Brennero con tutti i disagi del caso. A proposito di disagi, siamo alla vigilia dello sciopero dei medici di domani e di giovedì, la serrata degli ambulatori che resteranno chiusi, un'agitazione che è sul piatto da tempo. C'è un forte dibattito, in questi giorni si è alzata anche la voce di chi dice questo stato di agitazione non può ricadere sugli utenti e sulle persone che hanno bisogno. A parlare di questo è il Comitato dei diritti del malato. Rivendicano delle loro ragioni. Dal punto di vista dei pazienti e del cittadino è ovvio che noi proteggiamo la cittadinanza e ci rendiamo conto che è un disagio per le persone più fragili. Cittadini e pazienti messi in difficoltà da chi prende di minima quanto un primario del Cafoncello. Ecco perché i cittadini protestano per lo sciopero indetto dai medici di base per mercoledì e giovedì prossimi. A fronte di rivendicazioni più che negoziabili, sottolineano i rappresentanti dei cittadini pazienti, i 489 medici di famiglia hanno preferito incrociare le braccia pur sapendo che a pagare per lo sciopero sono i loro stessi assistiti. Non possiamo dare esclusivamente ragione ai medici, siamo dalla parte di chi ha problemi. Allora trovare una via di mezzo, credo che mettendoci attorno ad un tavolo e vedere un attimo con chi di dovere, forse si poteva venire anche a una scelta diversa. Un medico di base prende lordi dagli 80.000 ai 180.000 euro l'anno a seconda del numero di cittadini seguiti, che vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 1.500. Retribuzione che, sottratta la parte di tasse ritenute, fa uno stipendio al mese che va dai 4.000 euro netti in su, fino ad arrivare anche ad oltre 10.000 euro al mese. Decisamente un bello stipendio, considerando che i vertici dell'US2 superano di poco i 5.000 euro al mese, con responsabilità e carichi di lavoro ben diversi. Infatti l'orario di lavoro dei medici di base è dalle 8 alle 20, sabato e domenica esclusi. In questi giorni e le sere, oltre che alle notti, l'assistenza passa al pronto soccorso, quindi ai medici assunti dall'US2. A questo punto, e viste le retribuzioni in rapporto alle prestazioni, c'è da chiedersi: secondo lei è tanto peregrina l'idea che i medici di base possano rientrare all'interno della, diciamo così, dell'organizzazione dell'USL, o è giusto che rimangano così? No, secondo me sarebbe una buona cosa. E a questa situazione, a questo dibattito è dedicato il nostro sondaggio di oggi, sondaggio che quindi parte con questo telegiornale e poi
proseguirà nel corso della giornata e nelle altre edizioni per avere poi il risultato finale. Vedete, la domanda che vi facciamo è: caos per lo sciopero dei medici di base, protesta giusta? Se per voi sì se per voi la protesta è giusta, 0422 162 6691, se per voi invece la protesta non è giusta e quindi il caos sarà potente e forte, 0422 162 6690, ovviamente come sempre è una chiamata gratuita, quindi continuate a chiamare in queste ore, non solo dunque nel nostro telegiornale, per così avremo il sondaggio e la vostra anche quindi opinione sul tema. Adesso la cronaca perché c'è stato un momento di panico questa mattina, una busta sospetta contenente della polvere bianca e dunque a Trissino è scattato l'allarme antrace al deposito delle poste in via Stazione intorno alle 10. Subito sono stati attivati dispositivi di sicurezza con l'intervento dei carabinieri, vigili del fuoco, con il nucleo NBCR che interviene in questi casi e che hanno richiesto anche l'intervento del SUEM 118. L'ufficio è stato fatto evacuare e è in corso ovviamente ancora l'operazione per cercare di risalire poi all'origine della vicenda. Adesso torna l'incubo furti e rapine. Siamo nella Marca trevigiana e c'è un raid dei ladri a Biancade di Roncade, invece a Carbonera è un uomo che viene aggredito e poi chiuso in garage dai banditi. Minuti di puro terrore, quelli vissuti ieri sera intorno alle 19:30 in un'abitazione di Biban di Carbonera. Il padrone di casa, dopo aver disinserito il sistema d'allarme, esce per prendere qualcosa dal magazzino. All'improvviso 2 persone lo assalgono alle spalle e lo spingono a terra. Poi lo trascinano all'interno del garage che viene chiuso con le chiavi rimaste appese alla serratura e poi portate via dai malviventi insieme ad una valigetta in acciaio. A quel punto l'uomo inizia ad urlare, le sue grida vengono avvertite dalla moglie rimasta in casa che per la paura si chiude dentro al ripostiglio e avverte i carabinieri. Fortunatamente nessuno rimane ferito, ma per marito e moglie resta ora la paura per quanto accaduto. Sentimento non molto diverso da quello provato da una famiglia di Biancade che la scorsa notte ha subito un furto nella propria abitazione nella zona dell'ex campo sportivo. I ladri, dopo aver creato un buco nel finestrone della cucina, sono entrati mentre i padroni di casa erano a letto. Solo questa mattina alle 6 si sono accorti di quanto accaduto. Ancora la cronaca con 2 importanti operazioni antidroga in Veneto in queste ore. La prima viene da Padova, dove la squadra mobile ha sequestrato, pensate, 60 kg di eroina, arrivando anche a arrestare 2 persone. Un'operazione della polizia. Allora ci racconta tutto nei dettagli in collegamento telefonico per noi da Padova Federico Fusetti. Federico. Buongiorno da Padova, la squadra mobile ha arrestato 2 persone in un'operazione antidroga, ha portato al sequestro di 60 kg di eroina. Si tratta del più ingente sequestro mai avvenuto a Padova e tra i più rilevanti a livello nazionale. La droga è stata trovata in un appartamento in via Gustavo Modena, siamo nei pressi dell'ospedale a 2 passi dal centro. I 2 arrestati, entrambi albanesi, sono considerati dei grossisti di fondamentale importanza per lo smistamento di droga a Padova e non solo. L'eroina, confezionata in molti panetti, avrebbe fruttato agli spacciatori oltre 2 milioni di euro. Le indagini sono iniziate nel luglio scorso, dopo un'operazione messa a segno nell'Alta Padovana che aveva portato in carcere 9 persone. Qualcuno doveva sostituirli, hanno pensato gli uomini della squadra mobile, e da lì sono ripartiti con le indagini. Un'organizzazione seria viene definita dalla questura di Padova e l'intervento della polizia ha creato un danno enorme a chi spaccia eroina in città. C'erano anche 6 panetti di eroina cosiddetta caramellata, venivano custoditi nel congelatore, un principio attivo molto alto e adesso con gli accertamenti che verranno fatti si capirà il tasso di purezza di questa droga, che potrebbe essere addirittura responsabile di alcune morti recenti avvenute per overdose, specialmente nel veneziano. I 2, dicevamo, albanesi di 33 anni, non conosciuti dalle forze dell'ordine, quindi entravano e uscivano da questo appartamento che era un po' considerato il loro cavò, il loro forziere della droga, rimanevano poco tempo e quindi non davano nell'occhio. Indagini difficili, appostamenti lunghi, ma alla fine, come dicevamo, il sequestro di 60 kg di eroina. Per il momento è tutto, linea allo studio.
Grazie a Federico Fusetti e buon lavoro. Dicevamo 2 operazioni, questo accadeva a Padova, intanto in tutto il Veneto l'operazione, anche in Veneto l'operazione della Guardia di Finanze che è riuscita a stroncare un vasto traffico di hashish dal Marocco. Aveva anche ramificazioni nel territorio veneto la vasta organizzazione di narcotrafficanti italo-spagnola sgominata dalla Guardia di Finanza nella maxi operazione in corso dall'alba di oggi in 5 regioni italiane. Una grossa quota del traffico di hashish in arrivo sulle piazze venete era in mano alla banda, che importava dal Marocco tonnellate di stupefacenti attraverso Portogallo, Spagna e Francia. L'operazione coordinata dai finanzieri del GICO, del nucleo di polizia tributaria di Bari, ha visto impegnati centinaia di militari con l'ausilio di unità cinofile antidroga in Veneto, Puglia, Lombardia, Marche e Lazio. 21 i provvedimenti cautelari eseguiti. Nel corso dell'operazione sono stati anche sequestrati beni per 2,3 milioni. Torniamo alle Padovano adesso, torniamo a parlare dello scandalo delle cosiddette orge in canonica nella parrocchia di San Lazzaro, svelati alcuni segreti di Don Andrea Contini, il parroco padovano, come ricorderete, al centro dello scandalo a luci rosse. Nuovi dettagli infatti emergono dalla consulenza tecnica sui suoi computer e tablet. Ci sarebbe un riferimento esplicito al giro di soldi per gli incontri sessuali organizzati in canonica e la novità dell'inchiesta sullo scandalo a luci rosse che nel dicembre scorso ha travolto Don Andrea Contini, l'ex parroco di San Lazzaro, sospeso a divinis dal vescovo di Padova. Questo quanto emerge dalla perizia del consulente informatico che ha recuperato quei messaggi da 2 PC, tablet, cellulare e 10 chiavette USB sequestrate ad inizio indagine. Nei messaggi pare fosse lo stesso sacerdote a rivolgersi alla sua amante prediletta, una 49enne che con la sua denuncia ha fatto esplodere lo scandalo. Si rivolgeva appunto con frasi inequivocabili sulla possibilità di farsi pagare durante gli incontri erotici che lui stesso organizzava in canonica. Don Contini attualmente risulta indagato per favoreggiamento della prostituzione e violenza privata. Ancora dal padovano, Mary M, i rapporti in chat con alcuni stranieri prima della fuga. Ascoltata in tribunale l'amica del cuore della ragazzina di Arzergrande scappata di casa nel 2015 per arruolarsi nell'ISIS. Mary M prima di fuggire si sentiva via chat con una persona residente all'estero che le propose di partire assieme per la Siria. Nuovi dettagli sul caso di Mary M Reali, la 21enne di origine marocchina che nel luglio del 2015 scappò da Arzergrande dove viveva con la famiglia per arruolarsi nelle fila dell'ISIS. Le rivelazioni sarebbero state fatte da un'amica della giovane ascoltata in tribunale a Venezia. Nel corso dell'udienza che si è svolta ieri a porte chiuse per motivi di sicurezza sarebbero stati poi depositati i testi di alcune chat con persone della Siria, del Marocco e della Turchia trovati nel computer di Mary M. La ragazza raccontava di voler partire per combattere la jihad e confermava di aver stilato una lista con gli obiettivi, la cosiddetta killing list. Il 15 novembre prossimo sarà inoltre ascoltata la preside dell'Istituto Superiore di Piove di Sacco frequentato da Mary M. Ora la ragazza è ricercata con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Adesso un aggiornamento per quanto riguarda le banche venete perché è in corso, continuano le audizioni della commissione d'inchiesta parlamentare a Roma. Tra le persone in audizione stamane il commissario liquidatore della Banca Popolare di Vicenza, Giustino Di Cecco, che ha detto tra le altre cose per ricevere i rimborsi i creditori della Banca Popolare di Vicenza dovranno certamente aspettare degli anni. Lo ha appunto detto Giustino Di Cecco. Riceviamo moltissime sollecitazioni, ha sottolineato il commissario liquidatore, per coloro che sono creditori e non rientrano nel perimetro delle passività cedute a intesa e quindi i tempi di pagamento dipenderanno dai tempi di recupero dei crediti. Cattive notizie per i risparmiatori, almeno secondo le parole del commissario liquidatore sentito stamattina in audizione a Roma. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Dovrà comparire davanti al giudice l'ex insegnante del liceo veneziano Marco Polo, indagata per razzismo per alcune pesantissime frasi pubblicate su Facebook lo scorso anno. La professoressa Fiorenza Pontini è stata rinviata a giudizio per istigazione all'odio razziale.
Il giudice per le udienze preliminari ha accolto la richiesta del PM titolare dell'indagine sulle frasi anti-immigrati pubblicate dall'ex docente del liceo Marco Polo sul proprio profilo Facebook. Bisogna eliminare anche i bambini dei musulmani, scriveva nel 2016, tanto sono tutti futuri delinquenti. Frasi che le sono già costate un provvedimento disciplinare e la sospensione dall'insegnamento. Ora il Tribunale dovrà accertare se vi sia una violazione della legge Mancino. La signora Pontini, sostengono i suoi legali, non voleva attirare l'attenzione di eventuali proseliti. Quelle frasi non costituiscono un reale pericolo, erano solo espressioni del pensiero fini a se stesse, avvenute come reazioni a dei fatti di cronaca. La prima udienza è prevista per il prossimo aprile. Tutta Antena 3 è a portata di un click, lo sapete, dallo streaming, in diretta le nostre produzioni e i servizi di tutti i telegiornali. Basta scaricare dall'Apple Store o da Google Play Store per i cellulari Android la nostra app Antenna 3, tutto staccato e tutto in lettere, per seguire minuto dopo minuto la nostra programmazione e quindi condividere i file dei servizi di TG, ma anche gli approfondimenti. 20:10, la voce del mattino, ore 13, è tutto a vostra disposizione, quindi basta davvero un click sul vostro telefonino. E adesso le emozioni, le reazioni di una serata importante per Alex Del Piero, che è tornato nella sua Conegliano, nella sua terra della Marca Trevigiana, per ricevere il premio Civilitas. Entra tra gli applausi, il pubblico si alza in piedi per accogliere Alex Del Piero, coneglianese doc, che ha ricevuto nella sua città il premio Civilitas per l'impegno messo in molte iniziative benefiche. Sostenendo innumerevoli iniziative a favore di chi soffre e realizzando un modello di uomo sportivo che ancora procede con la leggerezza del pinturicchio a rappresentare un riferimento di professionalità e di umanità per quanto profuso a favore dello sport e dell'immagine dell'Italia in tutto il mondo. Signori, Alessandro Del Piero. Un premio che si aggiunge a tanti altri riconoscimenti ricevuti durante la sua lunga carriera, ma questo ha un sapore speciale per Del Piero. Sono felice di poterlo fare qui a casa. Oddio, questa non è la mia casa. Abito qualche chilometro più in là, però sono nato a Conegliano e qui ho scorazzato diverse volte. Tanti altri premi consegnati ad associazioni e singoli cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno, ma il momento più emozionante è quando sul palco salgono Veronica e Giulia. Veronica Perinot, 14 anni, ha ricevuto il premio per essere stata accanto sin dal primo giorno di scuola alla compagna di banco diversamente abile e per aver imparato il linguaggio dei segni per aiutare nella comunicazione. Veronica, che anche sul palco tiene sempre per mano l'amica Giulia, non nasconde l'emozione per il riconoscimento ricevuto. Un vero amico è chi ti prende per mano e ti tocca il cuore. Così Veronica ha saputo andare al di là delle apparenze e intonare una musica per l'anima in un concerto a 4 mani. Allora, complimenti ad Alex Del Piero e complimenti anche a queste ragazze. Si parla di dipendenze a ore 13, fra pochissimo dopo la fine del nostro telegiornale, con in studio Antonio Rosso, che ha vinto la sua battaglia contro l'alcolismo, e la dottoressa Amalia Manzan del SERD di Belluno. Questa sera invece 20:10 Alessandra Moretti in studio con noi, consigliere regionale del Partito Democratico, e accanto a lei Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord. Tanti temi sul piatto, ovviamente la politica sotto i riflettori. Prima di salutarci vediamo allora l'esito parziale del nostro sondaggio che abbiamo lanciato in questo nostro telegiornale. Parliamo di caos per lo sciopero dei medici, di base, protesta giusta, ormai siamo alla vigilia. Per i sì sono il 10,7%, protesta non giusta, quindi protesta sbagliata per l'89,3%.
% di coloro che hanno chiamato. Un sondaggio che continua dunque anche nel corso della giornata, e il nuovo aggiornamento nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali a partire da quello del Veneto delle 18:30. Vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bassa pressione sull'Italia e tempo dunque spiccatamente instabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto condizioni di maltempo anche nella giornata odierna, cielo grigio e precipitazioni diffuse con qualche schiarità possibile sul Veronese, neve sui rilievi ma a quote abbastanza elevate. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra gli 8 e i 12 gradi, minime oscillanti tra i 7 e i 10 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia, anche qui diffuso maltempo con piogge un po' su tutto il territorio, più schiarite e soleggiate sul Triestino. Le temperature massime saranno oggi comprese tra i 10 e i 13 gradi, minime oscillanti tra 8 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui diffuso maltempo con precipitazioni localmente abbondanti, locali schiarite solamente sui confini altoatesini. Le temperature massime saranno comprese tra i 9 e gli 11 gradi, minime tra 5 e 8 gradi circa. Il mare sarà molto mosso, localmente mosso nel Golfo di Trieste, i venti moderati orientali localmente forti sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.